Non sopportava i ciclisti e vederli così tutti in gruppo che ostacolavano la sua manovra di sorpasso ha scatenato la sua rabbia e il suo rancore. Questo è quello che avrebbe ammesso davanti ai carabinieri di Caprino Veronese quando lo hanno individuato. È un 25enne della provincia di Verona, il responsabile degli spari contro il gruppo di sportivi padovani della società ciclisti padovani Polo Cherry Bank. Il ragazzo è stato individuato dai militari dell'Arma che subito dopo il fatto, avvenuto sabato lungo la strada statale 12 in Val d'Adige nei pressi di Dolcè, avevano iniziato ad investigare. Il gruppo si stava allenando quando dall'auto guidata dal 25enne sono partiti alcuni colpi esplosi con una pistola a salve. Nelle scorse ore a Teolo il presidente della società ciclistica Galdino Peruzzo aveva formalizzato la denuncia. Le immagini delle telecamere e l'attività sul territorio hanno portato i carabinieri a individuare il 25enne. L'auto, un particolare modello di grossa cilindrata, aveva un faro malfunzionante e questo è stato fondamentale per identificare il giovane incensurato. Trovata nella vettura e sequestrata l'arma utilizzata, una pistola a salve fortunatamente rivelatasi non pericolosa. Il 25enne è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, porto d'armi e oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.